Per l'incursione noi siamo di passaggio e stiamo facendo un giro per tutta la Sicilia, ancora ci aspettano altri 4 comuni, stasera chi vuole può venire ad Acquedolce alle 21:30, ci sarà un comizio. Noi stiamo passando per la Sicilia per vari motivi. Intanto basuniamo, visto che la classe politica e i partiti nasonano buona, e lo facciamo naturalmente così, in modo alla siciliana, in modo tale che ci intendiamo. E poi vi abbiamo portato i soldi, quindi ora non avete motivo per non fare la rivoluzione, perché magari prima avevate il problema che non c'erano soldi, ora vinchemmo dei soldi, perché noi vi volevamo dare gli strumenti per fare la rivoluzione. Vi portammo i pausi. Che sono i pause? Li abbiamo stampati apposta, ce l'avete nelle mani, guardateli bene, sono soldi veri, perché più pauso dell'euro non c'è niente, allora abbiamo coniato quella moneta che ormai è più veritiera dell'euro, un pauso. Allora oltre questo noi non possiamo fare, il momento è quello che è, capisco che la voglia di andare a votare non c'è, e sbagliate. Se a qualcuno si vuole affidare ai comici genovesi che vengono in Sicilia, ci pisciano e se ne vanno, peggio per lui, io credo che non dobbiamo sbagliare per l'ennesima volta. Noi stiamo facendo un'azione forte contro tutti e contro tutto, come abbiamo sempre fatto, quindi se volete semplicemente sostenere chi ha fatto battaglie dal 2006 proprio per cancellare queste follie contro la casta e contro tutti, ne ha pagato anche le conseguenze, lo sappiamo, vi sta parlando un galeotto, non è che noi ce lo nascondiamo, no? Un galeotto in attesa di giudizio. Intanto il 28 di ottobre però il mio giudizio, quello che mi aspetto, è quello politico. E allora vi raccomando, il 28 ottobre intanto facciamo una valutazione politica e cerchiamo di dare una spallata a questo sistema e a questi partiti. Altro non vi devo aggiungere, vi buttammo sono, basunammo, ve lasciammo un fauso, francamente, ora se qualcuno ne offre un caffè non ci dispiacerebbe, dopodiché proseguiamo per il percorso. E se stasera qualcuno di voi vuol venire ad Acquedolci sentirà la nostra proposta sulla forestale, sulla formazione, sui piccoli comuni e su quella che è la povertà nella quale ci hanno lasciato questi ladroni. Grazie, grazie Tortorici. Bravo!